Lei tutta nuda si bagnava. Linea la Lega Liguria. Sì, buongiorno a tutti da Genova e dalla Liguria. Oggi piove, c'è un po' di pioggerellina, dai, ma siamo intorno ai 13-14 gradi, perlomeno qui a Genova. Nelle riviere sicuramente un paio di gradi in più, ma passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata, che è il nostro deputato ligure, Francesco Pruzzone. Ciao Francesco, ci sei? Ciao, ci sono e buongiorno a tutti. Buongiorno a te. Allora, novità proprio dell'ultima ora, è stata depositata un'interrogazione parlamentare da parte di Francesco Bruzzone che riguarda un po' di sempre di nuovo il mondo del green, il mondo della caccia, la biodiversità. Insomma, si parla tanto di questo argomento, ma in questo caso, per esempio, sono state, perlomeno non è stata prevista la partecipazione delle associazioni venatorie a questo nuovo provvedimento, al tavolo, perché poi andrà a attuare questo nuovo provvedimento, e quindi tu hai presentato questa necessaria interrogazione al Ministro. Sì, guarda, senza essere polemico, c'è stata un po' secondo me una dimenticanza, perché indipendentemente da quelle che possono essere posizioni di chiunque, ambientalisti, animalisti, eccetera, non c'è ombra di dubbio che quando si parla di biodiversità ci sono dei soggetti che sono interessati a mantenerla, a usarla. Parlo degli agricoltori, parlo di quelli che tagliano nei boschi, parlo del turismo e parlo anche di coloro che in qualche modo intervengono, secondo me positivamente, sul mantenimento della biodiversità, e cioè i cacciatori. Perché dico positivamente? Perché oggi tutto ciò che avviene, indipendentemente poi dai sentimenti di ognuno di noi, che chiaramente sono più che legittimi, oggi l'intervento del cacciatore è unicamente programmato, sia per quanto riguarda il periodo venatorio. Programmato vuol dire funzionale al mantenimento delle popolazioni, sia per quanto riguarda il controllo faunistico, che non è caccia, ma che è una cosa sempre più necessaria per la presenza eccessiva di alcuni animali. Quindi poi le zone non sono neanche cacciabili, non hanno neanche un interesse venatorio diretto, mi viene in mente la nutria piuttosto che altri. I cacciatori ci sono. Se devi fare un tavolo perché l'Europa ti dice che devi farlo, per
gestire e programmare il benessere della biodiversità da qui al 2030 non può lasciare esclusi quei soggetti. A questo punto ho fatto un'interrogazione sperando che il ministro riveda questo decreto e coinvolga anche questi soggetti. Poi qualcuno potrà dire ma no, noi non li vogliamo, ecco, però comunque sono 500.000 di persone oggi secche che sul territorio nazionale fanno degli interventi che possono toccare sentimentalmente qualcuno ma che non hanno nulla di irrazionale. Ci siamo, allora, nel senso che qui è un'altra di quelle robe che si arrivano dall'Europa e quindi... Mi interrompo un attimo perché devo vedere, io non sono cacciatore, ma vedo qua in Liguria che dove ci sono i cacciatori, insomma c'è tutto pulito, tutto in ordine, c'è una salvaguardia del territorio, insomma le istituzioni vengono avvisate quando c'è qualcosa che non va, eccetera. Quindi io vedo che almeno qui in Liguria i cacciatori si comportano diligentemente. Nella tua interrogazione ovviamente volevo precisare che non è che si chiede di escludere dal tavolo gli animalisti, ambientalisti, verdi, green, eccetera, ma assolutamente no. Far partecipare anche le associazioni venatorie, quelle più importanti. È proprio così. È proprio così. Ma guarda, io direi che l'Europa a volte esagera, a volte no. Qui ha dato un segnale, quello del mantenimento della biodiversità, che io ritengo positivo, però deve essere fatto senza estremismi di parte e quindi un ministero come quello dell'ambiente, che secondo me deve essere per la biodiversità al di fuori delle parti, deve tener conto di queste cose qui. Come deve tener conto, scusami se ne approfitto proprio 2 minuti, ma è una di quelle cose che ci tengo. Da ligure che tiene al proprio territorio e da ligure che tiene anche al turismo che viene fatto sul proprio territorio. Io tra l'altro ho fatto un po' prima anche addirittura un'interrogazione, ma la Lega ha presentato in provincia anche una mozione perché vanno benissimo le risorse rinnovabili, ci mancherebbe, ma non possiamo demolire il territorio e la biodiversità per le risorse rinnovabili. Dobbiamo stare attenti a non andare in contraddizione, no? Da una parte tuteliamo la biodiversità e dall'altra parte riempiamo la Liguria, in particolare la provincia di Savona, di impianti eolici che non sono 4 pale, una qui e una là, sono una dietro l'altra, un crinale di fronte all'altro, che per farle devi demolire le montagne, devi costruire un palazzo sotterraneo che è la base della pala eolica. Adesso siamo arrivati a 209 metri di altezza, progetti che continuano ad arrivare a essere presentati nella provincia Ligure, che già oggi produce l'89,7% dell'energia eolica. Difatti la posizione della Lega e anche la mozione che abbiamo presentato a livello provinciale lo dice in modo chiaro, è adesso basta, la provincia di Savona ha dato, di più non possiamo, e quindi questi nuovi progetti, alcuni dei quali sono di competenza della regione, quelli più piccoli, ma altri finiscono direttamente al Ministero dell'Ambiente. La Liguria non è disposta ad accettare autorizzazioni che passano sulla testa dei sindaci, della gente e di tutti coloro che ci tengono alla biodiversità, che arrivano direttamente da Roma. Questo è un altro segnale che io voglio dare al Ministro dell'Ambiente. C'è un'interrogazione, immagino che alla prossima occasione in cui il Ministro Pichetto verrà in aula per un question time questa interrogazione venga iscritta, perché voglio proprio esplicitamente dire che le rinnovabili vanno bene perché servono per l'ambiente, ma non puoi distruggere l'ambiente per le rinnovabili, in questo caso le pale eoliche, perché il troppo stroppia e quindi automaticamente sappiamo bene che o produrresti effetti completamente negativi, se non magari per qualcheduno, lo dico velatamente, che ha interesse a costruire queste pale eoliche e a lucrarci sopra. Magari sicuramente anche un interesse legittimo, ma prima la tutela dell'ambiente e della biodiversità, lo dico veramente in modo accalorato. Ecco, effettivamente confermo quello che dicevi tu, il territorio savonese è quello più penalizzato in Liguria, quindi occorre metterci un freno, così come ha spiegato tra l'altro anche il nostro vicepresidente regionale Alessandro Piana, che è imperiese. Anche sul territorio di Imperia bisogna stare molto attenti perché bisogna evitare di costruire ulteriori parchi eolici. Ecco, abbiamo tutti i sindaci in rivolta su queste cose, quindi la politica romana o ministeriale non può non tener conto di questo.
il territorio deve essere ascoltato sempre. E senti, invece volevo farti un'ultima domanda riguardo a Regione Liguria. Ecco, tu hai seguito ovviamente le elezioni amministrative e le elezioni in particolare del presidente Marco Bucci, sostenuto dalla Lega, che ha accettato l'incarico proposto direttamente dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Si è avviato questa nuova legislatura. Io ricordo ai nostri radioascoltatori che Francesco Bruzzone è stato tanti anni consigliere regionale, è stato anche presidente dell'Assemblea legislativa della Liguria, e volevo un po' una tua analisi, un tuo commento su questa. Io la chiamo svolta perché c'è continuità su quello che di buono è stato fatto finora dal centrodestra, però c'è anche la volontà di lavorare per lo sviluppo del territorio. Ma guarda, il primo dato è che si erano create le condizioni quando ci sono state le dimissioni del presidente Toti, che erano tutt'altro che rose, ecco. Quindi era molto difficile lavorare per vincere. Ce l'abbiamo fatta, la Lega è stata brava, è stato bravo Edoardo Rixi, è stata brava tutta la coalizione, la scelta di Bucci sicuramente è stata importante e determinante. Adesso chiaramente bisogna andare avanti col buon governo, col governo del fare e accantonare veramente ogni rischio che ci sia un ritorno sinistro orso anche sul comune di Genova, perché insomma abbiamo capito che prossima primavera ci saranno le elezioni comunali a Genova e lì bisognerà assolutamente ribadire il nostro consenso, anzi aumentarlo, perché non possiamo permetterci di perdere anche la gestione coordinata con la regione del comune di Genova, perché devono viaggiare di pari passo. Effettivamente, appunto, poi ne parleremo con altri ospiti qua del appartenenti al Comune di Genova, i nostri assessori, i nostri consiglieri, però questo ragionamento ultimo che hai fatto è proprio azzeccato, credo, perché secondo me ai genovesi non conviene avere un'amministrazione comunale in contrapposizione con l'amministrazione di Regione Liguria e con il governo statale, e questo è un dato molto ma molto importante per lo sviluppo di Genova, che sta crescendo sempre di più. Inoltre volevo aggiungere un po' un'altra cosa mia personale. Vedo, diciamo così, da giornalista molte divisioni, molti litigi all'interno sia proprio del Partito Democratico sia della coalizione di centro-sinistra, che da Campo Largo si è visto anche alle recenti elezioni regionali, il cosiddetto Campo Largo è diventato un po' un campo stretto o addirittura un campo inesistente. Francesco, tu cosa ne dici? Ma guarda, a me interessa poco quello che fanno dall'altra parte, mi preoccupa l'eventuale rischio che si arrivi a un governo da parte loro, che vincano le elezioni, tanto per essere più chiari, e quindi, perché lì guarda che veramente se parliamo di certi argomenti e facciamo riferimento, che ne so, alla politica del Movimento 5 Stelle, viva Dio, diventa veramente difficile ipotizzare una Liguria normale, perché qui andiamo veramente su delle proposte che non solo sono inaccettabili per il nostro territorio, ma sono veramente deleterie e pericolose. Comunque voglio garantire che per quanto ci riguarda la Lega c'è, non soltanto è in prima linea, ma è proprio, diciamo, fortemente impegnata per quello che ho detto all'inizio, appena ci siamo sentiti, per il territorio, per la gente, perché siamo liguri e ci teniamo tanto. Benissimo, allora ti ringraziamo, ti auguriamo buona giornata, buon lavoro e naturalmente buon Santo Natale a te e a tutta la tua famiglia, Francesco. Grazie alla grande, ci teniamo, è una festa che ogni anno dobbiamo sempre continuare a ricordare di più, perché qualcuno ce la può far dimenticare. Non dimenticare mai le nostre tradizioni. Grazie ancora al nostro deputato ligure Francesco Bruzzone, e passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, che speriamo sia già in linea, è il nostro capogruppo regionale Sara Foscolo, che credo sia in collegamento direttamente da Savona, dal Savonese. Vediamo se Sara è in linea. Ciao Fabrizio, sono in collegamento, buongiorno a tutti. Dove ti trovi in questo momento, Sara? In questo momento sono a Pietraligure.
a Pietà Ligure, quindi proprio sempre sul territorio. E allora anche lì c'è un po' di nuvoloso, piovigina come qua a Genova? Sì, anche qua, però non fa freddo, dai, almeno stamattina. Tempo uggioso, dai, siamo sui 14 gradi qua a Genova, quindi Sì, anche qua. speriamo che nel weekend venga un bel sole per i nostri ospiti che arrivano, anche per i nostri ospiti che arrivano da fuori regione. Allora, speriamo di avere un po' di turisti in queste feste, perché il territorio ne ha bisogno, i nostri commercianti ne hanno bisogno e tutte le nostre attività hanno bisogno dei turisti. Tra l'altro ho visto proprio l'altro giorno sui social network, in particolare quello di Confartigianato Liguria, che tu hai voluto esprimere su richiesta loro, ovviamente, i tuoi personali auguri a Confartigianato Liguria e ai suoi associati. Hai lanciato un appello, Sara, per queste feste. Sì, allora, su richiesta loro, ma è una cosa che ho fatto volentieri, è una cosa che anche come Lega noi abbiamo sempre difeso, cioè il commercio sul territorio, di difendere le piccole botteghe, di difendere i piccoli artigiani, perché comunque anche un paese, un comune vivo è un comune se ci sono i negozi, se ci sono le botteghe, se c'è un'attività. E quindi l'appello che ho fatto è quello, visto che adesso comunque tutti, volente o nolente, che piacciono o no, bisogna andare a fare i regali di Natale, e quindi l'appello a tutti è quello di spendere sul territorio, di comprare dai nostri commercianti, di comprare nei nostri comuni, nella bottega sotto casa, e quindi di far girare l'economia dei nostri comuni, perché è quello di cui abbiamo bisogno, perché è indispensabile che non muoiano queste botteghe, le botteghe storiche, le botteghe che ci sono sempre state. È anche un discorso, se vogliamo ampliarlo, è anche un discorso di sicurezza, perché dove poi chiudono i negozi abbiamo delle città deserte e anche la sicurezza poi ne risente, quindi è anche un presidio sul territorio, quello delle nostre botteghe. E comprare specialmente prodotti liguri, che, visto che siamo qua in Liguria, e comunque in ogni caso prodotti italiani. Prodotti italiani, difendiamo il Made in Italy e ovviamente difendiamo la Liguria, cioè i nostri prodotti liguri, perché anche a livello enogastronomico abbiamo delle eccellenze in Liguria, che adesso è anche l'occasione per fare dei regali utili e di regalare cose che servono, l'olio, il vino, mi vengono in mente le prime cose, ecco, che in Liguria sono buonissimi. Quindi cambiamo pagina, andiamo su un altro argomento che abbiamo già toccato con te, ma noi di Radio Libertà ci ritorneremo ulteriormente, perché innanzitutto a me ha dato particolarmente fastidio queste sterili polemiche e queste inutili paure instillate nella popolazione, specialmente del Savonese, da parte del centro-sinistra riguardo al rigassificatore di Vado Ligure. Come sapete c'è la nave Golartunda che doveva essere spostata da Piombino a Savona, c'è stata una rivolta da parte dei savonesi. Tu tra l'altro nel mese scorso hai partecipato anche alla catena umana per dire no al rigassificatore a Vado Ligure, e c'è una nuova puntata, perché questa discussione è stata portata anche in Consiglio regionale martedì scorso, l'altro ieri. Sì. Cosa è successo? Sara, ci racconti un po' le novità? Allora, intanto sia io, cioè il gruppo Lega, sia il gruppo Forza Italia abbiamo firmato un'interrogazione, abbiamo presentato 2 interrogazioni che dovranno essere messe in discussione al prossimo Consiglio regionale. È successo che invece martedì scorso in Consiglio era stata presentata un'interrogazione da parte del centro-sinistra, visto che credo che ormai sia ovvio a tutti, cioè quasi tutti a questo punto mi viene da dire, perché evidentemente a quelli del centro-sinistra non è ancora ovvio, per quelli del centro-sinistra non è ovvio, siamo tutti sulla stessa linea, almeno su questo argomento. La proposta che ha fatto il centrodestra era quello di condividere tutti insieme un ordine del giorno firmato all'unanimità da tutto il Consiglio, che sicuramente avrebbe avuto una forza maggiore. Però poi ovviamente lo spazio alle polemiche c'è stato, perché poi ognuno vuole il suo quadratino sul giornale per fare polemica, per uscire sui giornali, e quindi non è stato possibile
presentare questo ordine del giorno, perché gli ordini del giorno presentati, lo dico per chi ci sta ascoltando, presentati durante il Consiglio comunale e regionale, quindi non ancora l'ordine del giorno, devono essere firmati da tutti i capigruppo di centrodestra e di centrosinistra. Il centrosinistra non ha voluto firmarci e quindi per adesso ci sono ancora le nostre interrogazioni. Sicuramente riusciremo a condividere un documento come centrodestra per dire no al rigassificatore. Poi che anche la legislatura precedente mi sembra che con il nostro vicepresidente Alessandro Piana, quando era facente funzione, una posizione politica l'ha presa, il neopresidente Bucci già in campagna elettorale ha preso una posizione netta contro il rigassificatore. Sembra che ci dimentichiamo, perché poi dicono ma nel governo precedente, perché comunque è stato il governo Draghi, ci dimentichiamo che chi ha firmato quel decreto si chiamava Orlando, comunque. Pronto? Ci sei ancora, Fabrizio? Mi senti? Sì, okay. Sì, ecco, non sentivo, non sapevo se c'eravate ancora. Quindi la polemica, ognuno fa il suo, credo che ognuno ci ha messo del suo, se adesso tutti siamo d'accordo non capisco perché continuiamo a scontrarci per fare l'articoletto sul giornale e non pensiamo invece a quello che è il bene del territorio, cioè l'ordine del giorno firmato da tutti sarebbe stato un segnale forte e il centro-sinistra ovviamente non ha voluto appoggiarlo. Ecco, senti, abbiamo ancora un paio di minuti, li volevo dedicare un attimino a un fatto gravissimo di cronaca, il tragico incidente sul lavoro di ieri in porto a Genova. Purtroppo è deceduto un camallo che è stato travolto da una ralla nello scalo genovese, una tragedia che ha colpito tutta la città di Genova, tutta la Liguria ovviamente, la CUNV e il porto di Genova in particolare. Ecco, io volevo un po' capire anche diciamo che la Lega ha sempre avuto come priorità la sicurezza sul lavoro, vero Sara? Allora, è vero, la Lega ha sempre avuto a cuore, ma perché anche questa è una cosa, uno non può rischiare la vita per andare a lavorare e per mantenere la sua famiglia. Purtroppo gli incidenti sul lavoro ci sono tanti, ma la Lega ha sempre cercato di lavorare per far sì che tutti i lavoratori possano lavorare in sicurezza. Quindi questa è una tragedia, non dovrebbero succedere queste tragedie, però al lavoro la Lega c'è, anche il vice ministro Rixi si è espresso perché poi al governo dovranno fare dei decreti, delle leggi per far sì che le persone possano andare a lavorare senza più rischiare la vita, senza più rischiare gli incidenti, l'incolumità. Oltre a questo operaio c'è stato anche un altro ferito in porto che spero che si rimetta presto, però quando muore una persona sul lavoro, soprattutto una persona giovane con una famiglia, come in questo caso, è sempre una tragedia che non dovrebbe succedere. Quindi la Lega c'è a tutti i livelli, a partire dal governo ed è al lavoro per questo, perché non devono più succedere queste cose. Ecco, devo dire che l'attività di Camallo, di scaricatore del porto, diciamo, se lo traduciamo in italiano, è un'attività fondamentale per il porto di Genova, ma per tutti gli altri porti, quanto pericolosa e che richiede naturalmente il massimo impegno. Ma certo, ma sono tanti, tutte le attività sono fondamentali, ci sono tante attività pericolose, penso anche a chi lavora nei cantieri autostradali, ecco, purtroppo ci sono dei lavori che sono più pericolosi di altri, però è giusto che i lavoratori vengano tutelati, perché il lavoro è un diritto, però è anche un diritto poter tornare a casa dalla famiglia la sera. Questo senz'altro. Abbiamo proprio concluso il nostro tempo a disposizione, ci sentiremo naturalmente nelle prossime settimane con Sara Foscolo. Intanto io approfitto per fare gli auguri a tutti quelli che ci stanno ascoltando, buone feste a tutti e alle vostre famiglie. Allora ti ringraziamo, ti auguriamo una buona giornata e un buon Santo Natale a te e famiglia. Ciao Sara. Ciao a tutti. Grazie ancora al nostro capogruppo regionale Sara Foscolo, e per il momento
Da Genova e dalla Liguria è tutto. Linea a Milano da Fabrizio Grazione.